Risorse idriche in Sicilia. La battaglia per la gestione dell'acqua pubblica continua. Un gruppo ristretto di sindaci dell'Agrigentino ha deciso di radunarsi oggi nell'aula Giglia dell'ex provincia regionale per fare il punto della situazione alla luce del disegno di legge approvato dalla Commissione Ambiente all'ARS. Il testo però non soddisfa del tutto gli amministratori che hanno già ceduto gli impianti a Girgenti Acque. L'anomalia Agrigentino non viene risolta nell'immediato, non c'è nelle norme transitorie previste dal disegno di legge qualcosa che prevede di calmierare le tariffe, qualcosa che prevede di unificare la gestione del lato, che come sappiamo presenta delle iniquità assurde, 3 tipi di tariffe a seconda dove il cittadino risiede. Quindi abbiamo comuni che hanno consegnato che hanno tariffe comunali. Nell'ambito della stessa gestione di Girgenti Acque abbiamo comuni che pagano di più e comuni che pagano di meno. Questa anomalia non viene sanata? No, assolutamente, nelle norme transitorie non c'è nulla, ci stiamo muovendo per introdurre qualche elemento che ci consenta di dare risposta immediata alle nostre popolazioni. Anche perché, per esempio, nelle norme transitorie è consentito ai comuni che non hanno consegnato di continuare la gestione, seppure limitatamente a 1 anno. Chiedete qualche modifica in particolare? Certamente stiamo predisponendo un emendamento perché vogliamo che questa situazione agrigentina cessi, nel senso della iniquità e dell'anomalia che noi registriamo giorno dopo giorno. Girgenti Acque c'è, quella è una realtà, c'è anche questo testo che ha avuto l'ok da parte della Commissione Ambiente, ecco dove si potrà arrivare. Ma io ho già iniziato un tavolo di confronto con Girgenti Acque per ridurre costi e migliorare il servizio. Girgenti Acque è una realtà che a livello regionale e nazionale dovrà essere, secondo me, cercata di debellare. Attualmente l'abbiamo e dobbiamo gestirla. Questo testo di legge non cambia niente per i comuni che hanno già consegnato, non cambia il rapporto tra gli enti di gestione e Sicilia Acque, che è un punto in cui bisognerebbe intervenire con forza, perché se un errore c'è è dalla radice, quindi bisogna cercare di ridurre i costi, cercando di diminuire i costi di vendita che Sicilia Acque fa alla società di gestione. E poi i sindaci dovrebbero riappropriarsi di un ruolo di controllo, di sorveglianza per cercare di limitare i costi, è quello che stiamo cercando di fare noi, e di migliorare il servizio. Continuerà la pressione nei confronti dell'Assemblea regionale siciliana? Ma certamente che continuerà, noi ci faremo promotori proprio di portare avanti le nostre istanze, che sono sempre quelle di essere uguali agli altri. E oggi sembra essere proprio la giornata di Girgenti Acque, finita nel mirino anche del Comitato La Loggia, che punta l'indice contro il depuratore del villaggio Mosè. Sversamento di liquami su terreni aperti di proprietà dei privati, sversamento di liquami che va a fluire tutto a mare, sversamento di liquami anche il depuratore di Favara, quello che si trova all'Esachimento, che a un certo punto questo del villaggio e quello dell'Esachimento si incontrano a Timba dei Palombi, tutto dove versa a mare. Bravi, Girgenti Acque, complimenti, il mare pulito, grazie a Girgenti Acque. Il nostro appello oggi ci rivolgiamo al sindaco, siccome è il garante di noi cittadini, di conseguenza il sindaco dovrebbe prendere subito, immediatamente, urgente, dei provvedimenti in merito a questo sversamento di liquami, a questo degrado, a questa bomba ecologica.